il laura, i mestè, il lavoro. In questo mese di maggio, incominciato col 1° maggio, festa del lavoro o dei lavoratori, con la festa anche di San Giuseppe Lavoratore per la Chiesa. È il mese appunto in cui ci si può dedicare di più appunto a questo tema del lavoro, e noi l'abbiamo fatto con dei proverbi. Abbiamo già visto fa e desfare tutto un lavorà, abbiamo visto ufere fa il tuo mestè o ogni ufere fa il suo mestè. Parlando dell'ufere abbiamo ricordato che sarebbe il pasticcere, però in questi incontri che facciamo per questo mese non ci dedicheremo a dei lavori specifici, avremo altre puntate. Stiamo ancora sul lavoro in generale e soprattutto su quegli aspetti, su quelle critiche che molta gente faceva a chi non ha voglia di lavorare. Purtroppo gente che non vuole lavorare ce n'è, e infatti avevamo già ricordato un altro proverbio che dice voglia di lavorare saltum addosso, letteralmente voglia di lavorare saltami addosso, chiaramente detto in senso ironico. Ci sono anche altri termini. Ho preso queste due penne, direte perché te in mano i pen, il biro, perché questa penna con dentro il suo refill, però la struttura fuori è trasparente, sembra vetro chiaramente, però dà l'idea della canetta de veder. Non so se avete mai sentito dire quelli è la canetta de veder, o se no tio è canetta de veder, come se avesse la cannetta di vetro nella schiena, perché se si piega si rompe evidentemente. Oppure si dice avec il bastone della scena, sempre per lo stesso motivo, cioè colui che fa fatica a piegarsi e quindi evidentemente dimostra poca voglia di lavorare. Oppure di qualcuno si può dire che uè, magnal magnota, ma lavorare barbota, oppure detto direttamente magnate magnotet, ma lavorate barbotet. E quindi è un'altra espressione tipica per indicare chi ha poca voglia di lavorare e lo dimostra. Ci sono anche dei modi di dire quando si lavora per niente, si lavora diciamo gratis, ma nel senso che si lavora senza scopo o comunque senza avere guadagno. Per esempio nel Cherubini, che abbiamo già citato, il vocabolario milanese più famoso, si cita lavorà per la chiesa de Vaver, cioè per la chiesa di Vaprio. Un altro dice mio papà diceva lavora per la chiesa d'Affer, cioè per la chiesa di Affori, come dire lavoravi per uno scopo su cui non avevi poi guadagno evidentemente. Certo che non tutti i proverbi vedono il lato negativo, c'è anche qualche proverbio che vuole invece vedere il lato positivo. Quando se lavora se mette parte tutti i pensieri cattivi, oppure a lavorare se fanno passare tutti i pensieri cattivi, che è una versione milanese del più famoso proverbio che c'è anche in italiano: l'ozio è il padre dei vizi. Questa è una cosa arcinota, che chi lavora, chi si occupa di qualcosa ovviamente è meno portato a fare qualcosa di negativo, lo sappiamo tutti. Se poi un qualcuno ne lavorasse anche de cu prima che de brash o de man, cioè se lavori con la testa oltre che con le braccia e con le mani, magari i risultati sono anche migliori. Occorrono tutte e due, lavorare con tel cu e lavorare anche de brash e de man. Arrivederci.